Coach Daniele Santarelli, Prosecco D'Occhimoco che batte Novara in gara 3 delle semifinali scudetto e torna, questa è la notizia più importante, più bella, davanti nella serie. Sì, volevamo riassaporare il sapore della vittoria perché ho detto alle ragazze che volevamo rendere speciale la vittoria, cosa che a volte si perde, si tende a perdere quando diventa quasi la normalità, e quella sensazione lì della sconfitta ci ha risvegliato quella voglia di rivincere. Credo però che ci fosse inizialmente molto nervosismo dovuto ovvio a gara 2 e al fatto che in questo momento loro sono credo al top della forma, hanno recuperato tutte le pedine che hanno a disposizione, hanno vinto una coppa pochi giorni fa, ci hanno battuto, quindi credo che questo sia il momento migliore per loro. Il primo set è stato probabilmente questo, è ovvio che poi dopo sono subentrate i timori di non poter essere all'altezza di una semifinale o di non essere all'altezza di quello che abbiamo dimostrato fino adesso, però sono molto orgoglioso perché poi è venuta fuori veramente un'altra squadra. Abbiamo fatto 3 set consecutivi giocando una pallavolo ad altissimo livello, sono venuti fuori i campioni, sono venuti fuori i colpi giusti, abbiamo avuto l'atteggiamento in difesa che dovevamo avere, abbiamo toccato a muro, sì, siamo stati un pochino fallosi in battuta, però questa è una squadra con tanta qualità in ricezione, che se gioca la palla in testa perfetta hanno un'ottima qualità. Credo che oggi però quello che abbiamo fatto dal punto di vista tattico con il break sia stato eccezionale, ci hanno risvegliato le difese di Gabi del secondo set, poi dopo tutta la squadra l'ha seguita di conseguenza perché abbiamo cominciato a difendere tanto, a toccare e contrattaccare, le occasioni le avevamo avute anche prima e che non avevamo così tanta qualità secondo me sul secondo tocco, o anche in ogni situazione esclamativa o negativa non mettevamo la palla come dovevamo metterla. Credo che questa sia stata una bellissima vittoria, merito di un gruppo molto forte che ha dimostrato di aver carattere, di voler ottenere questa vittoria tantissimo e di voler riassaporare quella sensazione che ormai era diventata quasi la normalità, ma che nello sport non esiste. Ecco, volendo magari sintetizzare l'estremo, dal secondo set in poi, quando si sono accese Gabi e Giù, la partita è praticamente, non dico finita, ma quasi. Sì, hanno fatto molto bene i posti 4, se ci pensi abbiamo fatto una gara 2 con Gabi e Giù totalmente differenti, perché Gabi e Giù hanno fatto una gara 2 brutta, molto brutta, ma ci sta, solo che poi quando ti capita che tutti e due i posti 4 ti fanno male diventa difficile vincere in un campo come quello di Novara. Oggi hanno fatto tutte e due molto bene ed è venuta fuori un'altra partita, poi ne hanno beneficiato Bella, Ascia nella distribuzione. È vero che i centrali hanno attaccato poco, però c'è anche un lavoro tattico da fare contro di loro, quindi credo che sia stata la cosa giusta. Poi abbiamo avuto tante situazioni di contrattacco in cui magari i centrali possono attaccare poco e quindi abbiamo distribuito il gioco in 4 in 2. Adesso mi aspetto però un'altra bella battaglia, la più difficile probabilmente della serie. Lo è già stato gara 2, ma la gara 4 sarà ancora più difficile. È giusto che sia così, è una semifinale scudetto, chi vuole questo scudetto se lo deve sudare e meritare. La prossima battaglia avviene tra pochi giorni, dopo un periodo in cui avete giocato una volta alla settimana, quindi un periodo strano, tornate forse Esatto. Nella vostra formula. Sì. Che si fa? Come si fa? Si fa facendo quello che siamo abituati a fare, cercando di recuperare il prima possibile, cercando di lavorare soprattutto sui dettagli, perché è ovvio che se non c'è a disposizione una settimana lunga di allenamenti pesanti non ce ne sono, già domani sarà molto particolare, è martedì poi partiamo, quindi capisci bene che sarà molto particolare questa settimana. La squadra ci è abituata, credo che qualcuno sarà anche contenta domani di rifiatare un po', vista la battaglia di oggi. Ma in questo momento non c'è tempo per pensare a quello che dobbiamo fare, quello che è stato, c'è da scendere in campo, giocare e giocare al top.